Adesso andiamo a premiare la formazione che ha vinto queste finali nazionali Under 14. Chiamiamo l'Oxygen Bassano e il suo capitano Tommaso Fabris. Era il 30 giugno del 2019. L'Oxygen Orange One Under 14, la formazione capitanata da Tommaso Fabris, conquistava il titolo di campione d'Italia. In quell'occasione era stato proprio il capitano, proprio Tommaso, a raccontare ai nostri microfoni il segreto del successo della sua squadra. Abbiamo messo una buona intensità a tutti gli allenamenti di quest'anno e ci siamo impegnati sempre. Sono trascorsi appena 3 anni e mezzo da questa intervista, ma in realtà sembra che sia passata un'eternità. 3 anni e mezzo durante i quali Tommaso è diventato un giovane uomo, con tanti progetti e sempre nuovi obiettivi nella scuola e nello sport. Una vita che cresce, che guarda con fiducia e speranza al futuro, che cambia nel fisico ma non nelle passioni, perché l'amore di Tommaso Fabris per il basket è sempre stato enorme. Tant'è che mamma Emanuela sogna di poter vedere presto realizzato un campo da pallacanestro da intitolare al figlio, scomparso a 17 anni a causa di una terribile forma di meningite. Oggi tutta la comunità si deve stringere attorno alla famiglia e questa è sicuramente una richiesta che valuteremo e che cercheremo di dare una risposta positiva. Intanto la famiglia sta attendendo il nulla osta per la sepoltura. Domani sul corpo di Tommaso sarà effettuata l'autopsia. Soltanto dopo potrà essere fissata la data del funerale, che con ogni probabilità sarà celebrato all'inizio della prossima settimana. Sempre domani gli studenti del liceo da Ponte, la scuola che Tommaso frequentava, si riuniranno tutti insieme dalle 10 alle 11 nel cortile dell'istituto per un momento di riflessione per il compagno prematuramente strappato alla vita. E anche il mondo del basket si fermerà per ricordare il suo campione. Il Comitato regionale Veneto della Federazione Pallacanestro ha disposto che su tutti i campi e in tutte le categorie sarà rispettato un minuto di raccoglimento in memoria di Tommaso.